Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Vi saluto, care sorelle. Ci ritroviamo per celebrare insieme questa quinta domenica di Quaresima. Il cammino verso la Pasqua, pur in questa straordinaria, singolare Quaresima, continua. E ci verrà proposto un messaggio di vita, un messaggio di speranza. Ringrazio Federico di Tenda TV, ringrazio le frequenze di Telechiara, attraverso cui possiamo raggiungere tanti fratelli e sorelle che si mettono in sintonia con questa celebrazione diffusa attraverso le frequenze televisive. Benvenuti anche a voi a questa celebrazione. Viviamola con fede, nonostante tutto con riconoscenza, con rendimento di grazie, come sentiremo fare Gesù nel Vangelo. Presentiamoci davanti al Signore con le nostre preoccupazioni, con le nostre paure, ma anche quel nostro desiderio di ritrovare in Lui, il Signore Gesù, morto e risorto, la nostra forza, la nostra speranza. Chiediamo umilmente il perdono del Signore per essere più degni di celebrare i santi misteri. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, abbi pietà di noi. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, abbi pietà di noi. Signore, pietà. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, e bontà e miseria.
Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bonta e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bonta e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bonta e misericordia. Più che nelle sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bonta e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose:
Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, s'è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con le bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare.
Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore. Gesù, acqua per la nostra sete. Il Vangelo della Samaritana. Gesù, luce per le nostre oscurità. Il Vangelo del cieco nato. Gesù, vita per ogni nostra morte. Il Vangelo di oggi. Dico per ogni nostra morte. Perché? Perché la nostra vita è continuamente minacciata dalla malattia e dalla morte. E il tempo che stiamo vivendo ne è la clamorosa e triste evidenza. Di fronte a questa minaccia, che è sempre sentita come un'ingiustizia, di fronte a questa minaccia sorge spontanea la protesta. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Stesse parole, Marta e poi Maria. Lui che ha aperto gli occhi al cieco e che voleva così bene a Lazzaro da mettersi a piangere davanti alla sua tomba, non poteva anche far sì che costui non morisse? Ci sentiamo interpretati da queste reazioni. Se Dio ci vuole bene, come lui stesso ci assicura, perché permette questo? Ed ecco allora le varie risposte, o quella della ribellione e dell'allontanamento dalla fede, oppure, come accennavo domenica scorsa, quella di vedere un castigo di un Dio arrabbiato e vendicativo nell'epidemia che ci sta colpendo. Le parole di Gesù ai discepoli possono aiutarci a intravedere una risposta, a capire. Lazzaro è morto, lo dice apertamente, fa notare il Vangelo di Giovanni. Lazzaro è morto. Quasi a dire, la morte è qualcosa con cui bisogna fare i conti, non può essere sempre dimenticata o allontanata come se non ci fosse. Lazzaro è morto. E io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Che cosa significa questa frase misteriosa di Gesù? Potremmo tradurla così, cercare di spiegarla così. La malattia e la sofferenza e la morte stessa fanno parte della nostra realtà di creature. Gesù non è venuto a cambiare la natura umana, non è venuto ad eliminare tutte le possibili malattie, a cancellare ogni morte fisica, no. Gesù è venuto per dare una speranza, ad aprire una prospettiva di vita proprio a coloro che nella loro esistenza incontrano la malattia e la morte. Quella dei propri cari, quella propria, la nostra. Gesù è venuto ad aprirci un orizzonte di eternità, quello che noi desideriamo, ma da soli mai possiamo prospettarci. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Anche per noi risuonano queste parole, per noi che pur sentendoci fatti per la vita, non per la morte, sperimentiamo in realtà la precarietà e la limitatezza insuperabili della nostra vita e che siamo tentati proprio per questo di perdere la speranza, di cadere nel nichilismo, si dice oggi, cioè nel dire tutto quello che vediamo è per il nulla, viene dal nulla e finirà nel nulla,
non c'è nulla che rimanga, nulla. È una tentazione molto forte questa, molto diffusa oggi, molto, molto. Una tentazione che a volte può venire anche a noi. Gesù ci dice no, non lasciarti vincere da questa tentazione. Voi siete realmente fatti per l'eternità. Quel desiderio e quell'anelito interiori insopprimibili che vi spingono al desiderio della vita per sempre non sono sbagliati. Non sono uno scherzo malvagio della natura. Voi siete realmente fatti per l'eternità. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. E quanto abbiamo voluto dire e testimoniare andando nel cimitero della nostra città venerdì mattina su invito della Conferenza Episcopale Italiana per pregare per tutti i nostri fratelli che incontrano in questo tempo rapidamente la morte e che altrettanto rapidamente sono sepolti, quasi a farli sparire il più presto possibile. Anche loro sono fatti per l'eternità. E noi speriamo e preghiamo che, avendo creduto in Gesù, in Lui vivranno per sempre, in eterno. Ma un ultimo pensiero ci resta da svolgere, è molto importante. Abbiamo visto che Gesù dice una frase misteriosa: io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Che cosa fa Gesù? Qual è la strada, il segno che offre agli apostoli perché credano? Fa risorgere Lazzaro? Rispondiamo immediatamente, certo. Ma come? Come Gesù ottiene la risurrezione di Lazzaro? Se avete fatto caso, è detto, tolsero la pietra. E Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Che strano. Gesù ringrazia il Padre prima che Lazzaro risorga. Prima, non dopo. Non vi pare strano? Lo è. Ma lo è solo apparentemente. In realtà, se ci pensiamo, è quello che Gesù ha fatto lungo tutta la sua vita. Ha sempre continuato a fidarsi totalmente del Padre, a rendergli grazie, anche quando apparentemente non c'era nulla da ringraziare. Anche quando la gente che lo seguiva se n'era andata e l'aveva abbandonato di brutto. Padre, benedetto, ti benedico, Padre. Anche quando aveva 5.000 bocche da sfamare nel deserto e soltanto 2 pani e 2 pesci, prese il pane, rese grazie. Anche davanti alla sua morte e la sera prima prese il pane e rese grazie. In tutti questi casi, come davanti al sepolcro di Lazzaro, Gesù rende grazie, ringrazia il Padre, esprimendo la sua totale fiducia nel suo amore fedele, onnipotente, creatore, capace di vincere la morte. Proprio questa fiducia totale che si esprime nell'amore riconoscente ottiene la risurrezione di Lazzaro. Proprio questo ti ringrazio, Padre. Lazzaro, vieni fuori. Ma poco tempo dopo, perché successe poche settimane dopo, otterrà la sua stessa risurrezione. Gesù fu strappato dal sepolcro e dalla morte perché morì rendendo grazie al Padre, confidando totalmente in Lui. La via per la vita, allora, è proprio questa fiducia, precisamente l'amore riconoscente verso il Padre.
La relazione con Lui, una relazione di fiducia, di amore riconoscente, è più forte di ogni nostra morte, da quella morale e spirituale a quella fisica. L'importante è che noi continuiamo a crederci a questa relazione, a mantenerla in vita, questa relazione, a rendere grazie. È proprio questa la fede che Gesù vuole mostrare e insegnare ai Suoi apostoli. Sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Gli apostoli, ripensando a questa vicenda, dopo la risurrezione di Gesù, hanno capito. L'Eucaristia, cioè, guarda caso, il rendimento di grazie, non è altro che il dono di partecipare al grande rendimento di grazie di Gesù, che gli ha ottenuto la risurrezione dal sepolcro, per sperimentare anche noi il dono di vivere per sempre con Lui. Chiediamo questo dono di partecipare al rendimento di grazie di Gesù e quindi alla vita per sempre, e chiediamo che questa risurrezione, che questa vita per sempre la possano sperimentare anche tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, in questa domenica siamo chiamati ad accogliere e ad avere fiducia in Gesù, sull'esempio di Marta e Maria, che si sono affidate a Lui in un momento drammatico della loro vita familiare. Con la stessa fiducia ci rivolgiamo a Gesù, Signore della vita. Preghiamo insieme e diciamo: salva la nostra vita, o Signore. Salva la nostra vita, o Signore. Perché la Chiesa non si stanchi di annunciare al mondo il valore unico e insostituibile di ogni persona agli occhi di Dio, preghiamo. Salva la nostra vita, o Signore. Per quanti sono stati colpiti dal lutto, lo Spirito faccia fiorire nell'intimo la fede e doni la pace, nella certezza che Gesù è la risurrezione e la vita, preghiamo. Salva la nostra vita, o Signore. Per quanti hanno responsabilità politiche ed economiche, possono coltivare la capacità di piangere con chi piange, per non perdere di vista l'uomo concreto
che sono chiamati a servire, preghiamo. Salva la nostra vita, o Signore. Sii accanto ai medici, agli infermieri, ai ricercatori e a tutti i professionisti della salute che, correndo rischi per sé, cercano di curare e aiutare le persone colpite. Possono conoscere la tua protezione e la tua pace, preghiamo. Salva la nostra vita, o Signore. Signore, guarda noi tuoi figli che in questo difficile momento di sconcerto e smarrimento ci rivolgiamo a te, cercando forza, salvezza e sollievo. Liberaci dalla malattia e dalla paura, guarisci i nostri malati, conforta i loro familiari. Non abbandonarci nel momento della prova, ma liberaci da ogni male e dona la vita eterna ai cari defunti, preghiamo. Salva la nostra vita, o Signore. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio e Signore della vita lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dopo la grande preghiera eucaristica, con quella fede che Gesù ci insegna ad avere in Dio, Padre fedele, onnipotente e creatore, esprimiamo la nostra comune preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi a noi, tuoi fedeli, di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione conclusiva solenne, grazie a voi, care sorelle, che ci ospitate ormai da diverse domeniche per celebrare l'Eucaristia, certamente per voi, ma anche per tante altre persone che desidero salutare. Molti ne ho dei riscontri anche diretti, seguono questa celebrazione. A tutti loro un saluto e una benedizione particolare, un incoraggiamento, non perdiamo la speranza, non perdiamo la fiducia, ci sono anche dei segnali belli attorno a noi, vediamo tante persone che non si lasciano sopraffare dalla paura, ma danno in modo particolare i medici, infermieri, gli operatori sanitari, ma anche altre persone danno il meglio di se stessi in questo momento di prova. Durerà ancora questo digiuno eucaristico, durerà ancora. Anche la Pasqua, la Settimana Santa e la Pasqua saranno celebrati con questo clima di non partecipazione dell'Assemblea. Offriamo al Signore questo dolore che proviamo e che sento e che registro da tante persone. Abbiamo modi diversi che ci verranno aiutati e che ci verranno suggeriti e che saremo aiutati a vivere, di incontrare il Signore attraverso l'ascolto della Sua parola, attraverso la preghiera, attraverso la recita della liturgia delle ore, che è la preghiera della Chiesa. Tante persone possono far questo e sono in grado di far questo. E diventa un'occasione, anche una opportunità per incontrare il Signore proprio a partire dal nostro desiderio. E invochiamo il dono dello Spirito Santo perché ci aiuti a rimanere uniti a Gesù, a non lasciarci disperdere in questo momento di prova, e chiediamo questo dono anche alla Vergine Maria. Concludiamo la nostra celebrazione ringraziando ancora una volta la Tenda TV e Telechiara per il servizio che stanno rendendoci in questo tempo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figliol prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore.